Cari telespettatori, ben ritrovati nello spazio dello SPI-CGIL del Veneto e con noi c'è Ugo Aggiollo, segretario SPI-CGIL Veneto, grazie di essere qui con noi segretario. Grazie a voi. Con noi c'è anche il professor Conversano, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Epi-Aging e direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto. Professore, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Importante sapere che è anche specialista in medicina preventiva e questo è importante perché ci aiuta a comprendere i temi che svilupperemo insieme ai nostri ospiti. Parliamo di invecchiamento attivo, lo facciamo sempre, diamo sempre delle raccomandazioni con i nostri esperti, ma è importante invecchiare bene perché poi si potrà vivere anche molto a lungo, cosa auspicabile, ma è importante invecchiare anche in salute perché la qualità della vita è fondamentale, se no diventa una vera e propria sofferenza e tortura e insostenibile anche economicamente. Tanto è vero che dati alla mano il 10% dati Istat degli italiani sceglie di non curarsi, cioè 5,8 milioni di persone, 400.000 circa in Veneto. Dati allarmanti a questo punto, segretario. Assolutamente allarmanti, del resto è una cosa che noi stiamo dicendo da tempo. Purtroppo le liste d'attesa, la lunghezza e quindi la necessità di rivolgersi laddove si può al privato o comunque ad altri sistemi portano molte persone che non ce la fanno a scegliere di non curarsi e questo è un problema. Ed è anche, diciamo, contro la nostra Costituzione, laddove dice che il diritto alla salute è un diritto universale che lo Stato deve garantire a tutti. A fronte di un aumento dell'aspettativa di vita, qui abbiamo anche una grafica. Vediamo la media dell'Unione Europea 81 anni e mezzo, in Italia 83,8 anni ed è seconda dietro la Spagna, quindi Spagna stanno andando bene su tutti i profili, anche aspettativa di vita. Sì, la questione che oggi affronteremo sta in queste cose, e cioè per fortuna in Italia ma in Europa e anche in altre parti del mondo l'aspettativa di vita si è molto alzata negli ultimi anni. Oggi noi abbiamo un'aspettativa di vita di 83,8 anni e siamo appunto i secondi in Europa e comunque tra i primissimi anche nel mondo. Tutto bene, il tema è, al di là dei numeri, quello che vediamo nella slide successiva, e cioè mentre siamo i secondi in Europa per l'aspettativa di vita, siamo molto più indietro per l'aspettativa di vita in buona salute. Nel senso che dopo i 65 anni l'aspettativa di vita in buona salute è di 10,6 anni, quindi arriviamo a circa 76 anni. Quindi ben che vada. Quindi vuol dire che poi ci aspettano 7-8 anni con situazioni complicate. Perché? Perché, come dice anche questa slide, metà degli over 65 veneti, ma in termini generali, hanno una o più malattie croniche, l'ipertensione, il diabete, le malattie respiratorie, le malattie cardiovascolari, e quindi è necessario, assolutamente necessario, evidentemente mantenere quegli stili di vita che aiutano ad allungare la vita in condizioni di benessere complessivo. Happy Aging, poi parlerà meglio il professor Conversano, è esattamente un'associazione che è stata fondata ormai 10 anni fa, 11 anni fa, mettendo assieme le competenze scientifiche di società da Federsanità, l'Associazione dei Medici Geriatri e via,
con il sindacato pensionati, in questo caso non solo la CGIL, è una iniziativa unitaria anche con CISL e UIL e anche con i pensionati delle ACLI. L'idea è proprio quello di riuscire a fare cultura rispetto a questa questione, e cioè cosa bisogna fare per riuscire a rimanere il più possibile in condizioni di benessere. Non è solo una questione, mi pare ovvia per le singole persone, ma anche di spesa sanitaria, infatti vediamo la grafica. Come poi dirà il dottor Conversano, è anche un problema di spesa sanitaria, perché un maggiore investimento in prevenzione vuol dire diminuire l'incidenza delle malattie croniche. Vuol dire una maggior qualità, ma vuol dire anche minori costi a carico sia delle famiglie, che purtroppo sono sempre più alti, e sia della sanità pubblica. Io vorrei dire che da questo punto di vista purtroppo la prevenzione, poi casomai lo confermerà il professor Conversano se vuole, è un po' la Cenerentola della sanità nel nostro paese, nonostante ci siano indicazioni chiare nelle varie leggi che si sono succedute sul sistema sanitario nazionale. In realtà si fa molto meno di quello che si dovrebbe fare. È evidente che ci sono situazioni che riguardano la prevenzione, sia che hanno a che fare diciamo più con aspetti culturali, penso al fatto dell'alimentazione, quale tipo di dieta, penso all'attività fisica. Infatti vediamo adesso la grafica che fa un po' lo schema dei vari aspetti, dei pilastri, eccoli qua, della prevenzione. Primo la dieta penso al tema della socialità. Anche nei giorni scorsi ho assistito ad alcuni convegni in cui si diceva che la solitudine, che oggi purtroppo è un tema importante per le persone oltre i 65 anni, non è solo una questione individuale appunto di solitudine, ma è una situazione che aiuta all'insorgere delle malattie e delle cronicità. E poi c'è tutto il tema dell'immunizzazione, della prevenzione, delle vaccinazioni, degli screening e dell'aderenza terapeutica. Su questi temi ovviamente io lascio la parola al professor Conversano, sapendo che in particolare il tema delle vaccinazioni è un tema a volte controverso, su cui però mi permetto di dire i sindacati dei pensionati non hanno mai avuto alcun dubbio, nel senso che il tema delle vaccinazioni per noi e degli screening è un tema fondamentale, quindi invitiamo caldamente le persone ovviamente a fare quanto necessario da questo punto di vista. Grazie segretario. Darei proprio la parola al professor Conversano. Abbiamo parlato di prevenzione, magari chi ci ascolta dice sì, prevenzione vuol dire poter fare determinate visite, poter essere seguiti, c'è tutto un sistema che coinvolge i medici ineluttabilmente, dal medico di medicina generale, e lì purtroppo noi non ce ne sono a sufficienza, alle liste famose d'attesa, cioè tempi tanto lunghi che una persona dice ma a questo punto che prevenzione è se devo aspettare oltre un anno e poi essere richiamato a vedere se posso fare una certa diagnostica e così via. Che ne dice professore? E quindi riprendiamo anche la grafica dei pilastri della prevenzione. Sì, no, vi ringrazio per l'invito che ci dà questa possibilità e ringrazio i sindacati e i pensionati CGIL in particolar modo, perché ha creduto da oltre 10 anni, ha creduto a questa alleanza. Faccio un po' di storia giusto per comprenderci, proprio perché la prevenzione è stata sempre la Cenerentola della sanità. E anche per il concetto che prevenzione fino a qualche anno fa era abbinato ai bambini, anche le vaccinazioni sono cose da bambini, mentre oggi abbiamo visto che non è così.
cioè i pilastri della prevenzione dell'invecchiamento attivo, e la prevenzione non c'è età in cui a un certo punto non c'è bisogno di prevenzione, e questo è il motivo per cui abbiamo cominciato a lavorare con i sindacati dei pensionati. Nel 2014 ero presidente della Società Italiana di Igiene e appunto, scusate un attimo perché qui e quindi si è visto che se riuscivamo a lavorare bene con i bambini, con le famiglie, con i bambini avevamo un successo. Negli adulti, negli anziani invece facevamo fatica a far comprendere la necessità di prevenzione. Perché? Perché adesso lo comprendiamo un po' tutti quanti, perché la popolazione è invecchiata, abbiamo capito che non basta neanche quel 5% del Fondo Sanitario Nazionale da destinare alla prevenzione. C'è da dire che c'è un movimento a livello europeo che sta cercando di spostare le risorse per la prevenzione, parlo di vaccinazione e screening, dalla spesa corrente alla spesa negli investimenti. Perché si è visto che ogni euro che noi spendiamo in screening e in vaccinazioni ti portano un risparmio diretto nel giro di pochissimo tempo, mesi, 1, 2, 3 anni, di 34 euro. Quindi ecco perché qualcuno sta cercando di spostare tra gli investimenti le spese per gli armamenti. Beh, credo che spostare le spese invece per la prevenzione sia molto più logico da questo punto di vista, anche per la sostenibilità, come diciamo, del Fondo Sanitario Nazionale. Allora, i pilastri, dieta mediterranea, riprendo la grafica così in ordine come l'avete messo, non è, lo sappiamo tutti, che ci aiuta a vivere meglio, però è anche vero che con le difficoltà economiche i cibi spazzatura sono quelli che costano meno. Io banalmente ho sotto casa mia la macelleria e il fruttivendolo. Se 20 anni fa spendevo molto di più dalla macelleria che il fruttivendolo, ora spendo di più dal fruttivendolo che dal macellaio. Cioè comprare un hamburger costa meno che comprare 2 mele, quindi comincia a diventare un po' anche complicato per gli anziani con i redditi che sono legati all'età, penso alle pensioni sociali, come diventi complicato. Attività fisica e socialità li mettere insieme, perché attività fisica che non è soltanto andare in palestra, e io devo dire che a cominciare dall'Auser tante iniziative che vengono fatte dalle associazioni, dai sindacati dei pensionati sono fondamentali, perché fare attività fisica una cosa è farla da solo in casa, una cosa è poterla fare in una palestra, in un gruppo di cammino, ci sono vicino a voi Friuli Venezia Giulia delle iniziative bellissime fatte da Federsanità con i sindacati dei pensionati, che sono meravigliose, anche proprio gruppi di cammino che hanno coinvolto la quasi totalità dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Farlo insieme è importante. Sulla socialità è inutile parlarne, io ricordo soltanto che l'ultimo studio fatto all'Istituto Superiore di Sanità sull'isolamento vede che in Italia mediamente, parlo della media nazionale, il 16% degli over 65 in una settimana tipo non parla con nessuno, il 75% non frequenta un centro di aggregazione sociale. E questo per farci capire, lo dico anche a noi medici, perché noi medici abbiamo da sempre considerato il fragile uno che ha più mobilità, hai il diabete, hai la cardiopatia, hai l'ipertensione, sei un fragile. Mentre invece dobbiamo considerare che c'è una fragilità sociale, una fragilità emotiva, una fragilità cognitiva, una fragilità motoria che possono rendere anche molto, molto complicata la vita. Quindi allargare il concetto di fragilità. Se poi parliamo di immunizzazione, di screening abbiamo ancora adesso, anche in regioni come il Veneto, che ha percentuali di copertura sugli screening altissime, vediamo questa copertura, per esempio per lo screening del tumore del colon, del retto, cala con l'aumentare dell'età, come se non ci fosse più un'età importante per fare lo screening. Quindi questo va comunque molto cambiato come idea. E poi parlando delle vaccinazioni, ecco. Ho 74 anni, da quando sono in pensione cammino almeno 2 ore al giorno e sto facendo un corso universitario. La mia vita da anziano è migliorata e la consiglio a tutti, bravi per l'argomento, scrive un telespettatore.
O trici. Meraviglioso, è quello che noi indichiamo e cerchiamo di fare, perché quella persona, dobbiamo dire, spende anche molto meno per le medicine, per i farmaci, per i ricoveri, e quindi ne fa un bene non soltanto a se stesso, alla sua famiglia, ma a tutta la collettività. Quindi, tornando alle vaccinazioni, anni fa i vaccini sembravano una cosa per bambini, poi abbiamo cominciato col vaccino più conosciuto, con il vaccino dell'influenza, no? Non so se c'è la grafica che ci può aiutare. Professore, io le interrompo solo un secondo perché abbiamo pochi secondi di pubblicità, così dopo lei può spiegarli tutti bene di seguito, e mettiamo anche la grafica tra l'altro con più tranquillità. Un secondo solo, resti con noi, restate con noi tra poco. Stiamo parlando di prevenzione, invecchiamento in salute, e la parola era al professor Conversano. Siamo naturalmente qui in studio con Ugo Aggiollo, segretario dello SPCGL del Veneto. Professore, mi diceva i vaccini, primo posto, e usiamo anche la grafica, abbiamo l'influenza, lei diceva l'antinfluenzale. Sì, l'antinfluenzale, diciamo, è la vaccinazione più conosciuta nella popolazione anziana, la facciamo ormai da decenni e devo dire con risposte che però come obiettivi di copertura noi dovremmo avere il 75% minimo, ottimale sarebbe il 95%, mediamente in Italia abbiamo il 52%, perché ancora non comprendiamo che noi non dobbiamo vaccinare per proteggerci dall'infezione, dai 3 giorni di malattia. Tanti ancora dicono è una banale influenza. Bene, dobbiamo ricordarci che l'influenza è banale quando ci colpisce a 20 anni, a 30 anni. Quando ci colpisce dopo i 60 anni, 65, 70, ancora più, non è più banale. Perché abbiamo un fenomeno, dobbiamo ricordare, il fenomeno dell'immunosenescenza. Purtroppo anche il nostro sistema immunitario invecchia e questo ci rende ancora più fragili da questo punto di vista. Siamo più sensibili alle malattie infettive e soprattutto alle complicanze delle malattie infettive. L'influenza ci può dare non soltanto a complicanze come le polmoniti, ma ci può dare anche aumento di malattie cardiache, ictus, problemi cerebrali molto importanti. Come gli altri 2 vaccini, quello contro lo pneumococco che protegge contro le polmoniti, ma anche contro le encefaliti e le meningiti dell'anziano. Noi questo dobbiamo ricordare. Il pneumococco, un vaccino che come l'influenza, lo zoster, il difterite e il tetanopertosse, abbiamo scritto qui, sono livelli essenziali di assistenza, cioè devono essere garantiti l'offerta attiva da parte delle regioni e sono quindi un diritto di un cittadino che ha compiuto 65 anni. Dopo 65. Com'è? Dopo i 65, quindi. Dopo i 65 anni. L'influenza dai 60, pneumococco e zoster dai 65. Lo zoster è il fuoco di Sant'Antonio. Noi ricordo che quando eravamo ragazzi, bambini, abbiamo avuto la varicella con le croste. Poi siamo guariti, ma il virus è rimasto dentro di noi, non va via, è rimasto ai gangli spinali e quando in qualche modo si riducono le nostre difese anticorpali, come fisiologicamente perché diventiamo anziani o perché abbiamo delle malattie o facciamo delle terapie, penso a chi ha delle malattie reumatiche, questo si mostra, esce, si chiama opportunista, esce e ci provoca una malattia che tutti conosciamo perché qualche parente che ha avuto il fuoco di Sant'Antonio lo ricordiamo, che può dare delle non soltanto delle forme gravissime che aumentano con l'età naturalmente. Il fuoco di Sant'Antonio può avere una nevralgia postherpetica che può durare anche anni, decenni dopo la malattia acuta. E poi ancora abbiamo il richiamo di difterite e tetanopertosse. Noi dovremmo fare una vaccinazione ogni 10 anni per evitare che abbiamo ancora anziani che muoiono di tetano. Basta fare una fiala, una dose di questo vaccino ogni 10 anni e noi eviteremmo queste malattie che colpiscono soprattutto le donne anziane, perché noi uomini, quelli almeno della nostra età che hanno fatto i militari, abbiamo avuto un richiamo a 18 anni, già quello ci protegge di più. Poi abbiamo il vaccino Covid che sembra negletto, ma abbiamo avuto delle epidemie di Covid che hanno portato nuovamente anche negli ultimi mesi molti anziani in rianimazione e che quindi con difficoltà respiratorie e costi per la collettività. E poi c'è l'ultimo, che non è ancora nel piano nazionale vaccini, è quello del virus respiratorio sinciziale, che colpisce i neonati e per fortuna dall'anno scorso noi offriamo gratuitamente l'anticorpo monoclonale, evitiamo morti di bambini piccoli per questo virus, ma che colpisce anche gli anziani. E purtroppo questo vaccino non è ancora offerto, non è nel piano nazionale vaccini e in qualche modo le regioni non possono implementarlo perché c'è una sorta di...
proprio ieri il Ministero ha detto che ci sarà uno studio che coinvolgerà 100.000 persone, ma temo che sia un motivo per rimandare ancora di 2 o 3 anni l'introduzione di questo vaccino, che, ricordo soltanto, provoca oltre 1.200 decessi negli anziani. E quindi è vero, attenzione massima per i bambini, ma attenzione massima anche per gli anziani, che oltretutto, io dico provocatoriamente, se vengono colpiti, se qualcuno pensa che possa far fuori per migliorare le casse dello Stato facendo morire prima gli anziani, non vale, perché questo qui, prima di morire, costiamo tanto e quindi non vale la pena, è meglio offrirci il vaccino gratuitamente e vaccinarci. Quindi, e poi c'è un altro fatto, che tranne che in alcune regioni manca un'anagrafe vaccinale dell'anziano. Il Ministero non ha mai pubblicato i dati regione per regione di copertura per l'herpes zoster, per pneumococco, difterite, tetanopertosse, né tantomeno per il virus respiratorio sinciziale. E aggiungo solo una cosa molto rapida: se pensiamo che le vaccinazioni servono soltanto a evitare le malattie infettive e le complicanze, sbagliamo, perché c'è uno studio bellissimo fatto dalla Società Italiana di Geriatria che dimostra che un anziano, che se si ricovera per 3 giorni, o basta anche un allettamento per 3 giorni, anche una malattia infettiva che lo colpisce e lo costringe a letto per 3 giorni, perde 1 chilo di massa muscolare, la cosiddetta sarcopenia, cioè la perdita di massa muscolare. In un anziano perdere 1 chilo di massa muscolare può voler dire che dopo 3 giorni non ci sentiamo più in grado di fare quella rampa di scale che ci permette di andare a prendere il nostro nipote da scuola o andare a fare la spesa al mercato. Quindi la vaccinazione serve anche per ridurre, non soltanto per evitare le malattie infettive e le complicanze, ma per ridurre enormemente anche il grado di disabilità degli anziani, perché recuperare chili di massa muscolare a 70 anni, a 75 anni, non è come per un ventenne andare in palestra o farsi, quindi è molto più complicato, e quindi di questo dobbiamo tenere conto. Professore, c'è un'altra questione, l'antibiotico resistenza. C'è un messaggio, le leggo prima, sull'alimentazione. Credo sia difficile intervenire, ma vogliamo rendere obbligatoria un'attività fisica per chi può farla. Sappiamo che è salutare sia sul fisico che sul bilancio. Grazie. Questo è il messaggio di un telespettatore. È un messaggio molto importante, ma si può intervenire anche sull'alimentazione, magari. Si può intervenire anche parlandone, magari l'alimentazione, penso, io ho trovato purtroppo anche l'alimentazione nell'RSA era completamente sbagliata. L'alimentazione nell'anziano va spiegata, va detto, è vero, bisogna un apporto serio di vitamine, di antiossidanti, ma anche di proteine, perché se non mangiamo proteine noi anziani abbiamo quella riduzione della massa muscolare che è fondamentale. Non ci serve per fare i muscoli o per la prova costume, ci serve per poter camminare, per poter avere un invecchiamento molto più attivo. Da che età c'è la riduzione della massa muscolare e quindi ci si sente meno forti? Dai 50 anni, tutti i processi di invecchiamento cominciano da 18 anni, ma diciamo dai 50 anni cominciano ad avere i propri gli effetti. Poi è chiaro che abbiamo costituzioni diverse e quindi, ma già da 50 anni noi dobbiamo mantenere una maggiore correttezza sia nell'alimentazione che negli stili di vita. Quindi sostanzialmente cibi proteici sia per i più giovani che per i più anziani, per intenderci. Sì, serve. Poi naturalmente preferire le proteine, quelle più semplici, quelle che vengono dai legumi o dalle carni bianche, quindi non con eccesso di grassi, di colesterolo, che invece quelli ci fanno male anche e soprattutto alla nostra età. Chiedevo dell'antibiotico resistenza, che è un altro problema che riguarda gli anziani. Sì, perché vaccinarci, allora mediamente quello che noi potremmo vedere è abbiamo 2 problemi: una dell'antibiotico resistenza, quindi dell'appropriatezza delle cure. Le malattie infettive che ci colpiscono d'inverno sono quasi sempre di origine virale, quindi l'antibiotico non serve a niente, assolutamente a niente, e quindi purtroppo invece abbiamo un eccesso di uso, certe volte con prescrizione, certe volte con autoprescrizione di antibiotici, che aumentano l'antibiotico resistenza, e quindi poi diventa complicato, quando abbiamo una malattia seria, infettiva, poter utilizzare antibiotici efficaci. E poi quella dell'aderenza terapeutica, quindi noi anche come PAGE, con i sindacati, con Federsanità e ANCI, abbiamo lanciato questa campagna comunicativa perché
un anziano su 4 non segue correttamente le regole della terapia. Perché? Perché spesso ci sono troppi farmaci, perché spesso ci dimentichiamo, perché spesso non abbiamo anche una formazione dei nostri caregiver adeguata per curarci, ma la mancata aderenza terapeutica è la causa principale della inefficacia delle terapie. Tante volte diciamo: può prendere la statina quando ci ricordiamo, o basta, non la prendo più, o l'antidiabetico. Un diabetico su 4 sbaglia la terapia. Quindi abbiamo bisogno di fare tanta formazione degli anziani e dei caregiver affinché sia più semplice e più corretto. Ci sono delle iniziative molto belle che hanno alcune farmacie che fanno il deblisteraggio, cioè tolgono da farmaco e a seconda qual è la terapia mettono i blister con le compresse da prendere alle 8, alle 12, alle 14, alle 16, alle 20. Spesso gli anziani prendono anche fino a 20 farmaci in un giorno. Quindi è importante anche questo aspetto qui. Professore, io la ringrazio tantissimo, spero ci sia ancora l'opportunità di fare una chiacchierata insieme, perché credo che sia molto utile per tutti i nostri telespettatori. Siamo giunti al termine. Grazie anche a lei segretario dello SPCGL Umagiol e al sindacato per aver consentito l'approfondimento di questo tema. Grazie a voi di averci seguito, riascoltate la puntata, rivolgetevi alle sedi dello SPCGL presenti su tutto il territorio, grafica velocissima, dovete chiamare negli orari d'ufficio in tutte le sedi territoriali: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, e ogni città ha le sue sedi provinciali nei vari comuni. Grazie ancora, buon proseguimento, alla prossima.